Ancora sangue sulle strade, a perdere la vita l'ennesimo motociclista, ma per Luciano Cavedon, 49enne di Zanè, pareva quasi una sorte segnata. L'uomo, conosciuto da tutti come Ciano, molto noto dagli appassionati di moto di tutta la provincia, si è schiantato contro un guardrail ed è morto sul colpo. Un destino che pareva scritto, dicevamo, visto che solo qualche anno prima aveva condiviso e divulgato sui social la foto dell'adesivo che state vedendo, in cui si legge «Il guardrail può uccidere», quasi fosse un segno premonitore. Domenica sera Cavedon stava procedendo in sella al suo Caballero Rally 500 diretto a Schio provenendo da Trento. Lungo l'SP46 in via Giolli in territorio comunale di Valli del Pasubio, dopo aver effettuato una curva ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente proprio contro il guardrail per poi venire sbalzato nell'opposto senso di marcia. A dare subito l'allarme un automobilista che si è trovato davanti alla terribile scena, inutile ogni soccorso. Il Centauro è morto sul colpo. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale Alto Vicentino che ha chiuso la strada al traffico per alcune ore con inevitabili disagi alla circolazione. Il 49enne, appassionato non solo di moto ma un po' di tutti gli sport, gestiva assieme al fratello la storica concessionaria Cavedon Moto a Zanè. La notizia del suo decesso ha fatto in un lampo il giro di tutto il Vicentino.